Dopo un'udienza in corte d'appello durata circa 2 ore e più un'ora di camera di consiglio, il Palermo ha conosciuto il proprio destino. Il club rosanero, più rappresentativo del calcio isolano, rimarrà in Serie B, riducendo la sanzione dalla retrocessione all'ultimo posto in classifica ad una semplice penalizzazione di 20 punti, che sono così scontati nella stagione appena trascorsi. A decidere sulle sorti del Palermo è stata la prima sezione della Corte federale d'appello presieduta da Paolo Cirillo. In eccellenza, invece, sarà tutta siciliana la finale dei playoff nazionali che hanno visto prevalere nei rispettivi raggruppamenti il Canicattì e il Biancavilla. Questo significa che almeno una squadra siciliana andrà sicuramente in Serie D, raggiungendo Licata e Marina di Ragusa già promosse. La formazione agrigentina, guidata abilmente da mister Nicola Terranova, dopo aver vinto in casa 2-1 il match d'andata, ha imposto il pareggio per 1-1 con un bel gol di testa del difensore centrale Angelo D'Angelo al Gladiator sul campo avverso. Nell'altra semifinale, il Biancavilla di mister Francesco Di Gaetano, dopo aver perso di misura 1-0 nel match d'andata sul campo del Reggio Mediterranea, ha imposto il suo gioco dominando letteralmente l'incontro di ritorno in casa, vincendo 2-0. I gol di Vigliarisi nel primo tempo e dell'ex Sacragantino di Peri in apertura del secondo, oltre un calcio di rigore fallito da Ancione, hanno sigillato una qualificazione alla finale che non è mai stata in discussione. Si ritorna in campo domenica prossima 2 giugno e per regolamento giocherà in casa la partita d'andata il Biancavilla. Si gioca invece sabato 1 giugno allo stadio Marzeani la finalissima playoff di terza categoria tra il Montallegro e l'Eraclea. Entrambe le squadre si stanno preparando quasi giornalmente e questa sfida che assegna l'ultimo posto utile per accedere in seconda. L'Eraclea domenica scorsa ha superato in semifinale il Città di Ribera con il risultato di 4-1, mentre il Montallegro ha dovuto riposare in attesa del responso di questa gara. In questa finalissima playoff, Montallegro ed Eraclea, in caso di parità al termine dei 90 minuti, verranno effettuati i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità acquisirà il diritto a partecipare al prossimo campionato di seconda categoria la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato, in questo caso il Montallegro.